Al manco coea se puoi parlare. Potevi andare in peso manchi schei. Ah, ma carati, non mi tirare in lingua, va, cosa ti dici? Già, se capimo pararia. Te giuro, Sastu, che se stavo in sta casa, non che stavo per me. Ho sempre vissuto da poveretta e basti 4 giorni che mi resta mangiare poenta o poi a stare per me stesso. Anzi, e a poenta non ansi. E no, fa male i sensive, ma che stavo bast'altra mia figlia. Spero sempre di poterla aiutare. Se ti sapessi che dispiacere che se parla male, vedere che una figlia sguassa nell'abbondanza e che altra lo tira. E a parona in quanto è aga tanto de cuore. Sì. Ma se io che non posso avervene dei parenti, hai da paura che gente che dica che spusa da freschin. Caspita! Se il mio genero fa il fritto io, cosa genero io prima? Ciò, e che aveva un botteghin grande come una scatola e vendeva pane e piave, bussui dei fulminanti da scheo e petrolio. Me par da vederlo in fissa. Mi c'era servirsi in sua bottega, proprio da cercarlo. E il cavaliere, e il maroso di Apparossina, via! E a ti c'eri a servire? Oh, Bettina, senti, che famiglia sia ciò! E a me a star disperai mai in guanti bianchi se a sapesse che capo il cavaliere, che miseria, che ditta! E se ne farà qua dote di Anina! Ma che porta in cambio? È cavalierato. Bettina, sai tu dove che mi ho petto 1000 cavalierato?